Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, Kyrie eleison. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, Cristo eleison. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai reso il santo presbitero Giovanni della Croce, maestro della rinuncia perfetta di sé e appassionato discepolo della croce, concedi a noi di restare sempre saldi nella sua imitazione per giungere alla contemplazione eterna della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Io sono il Signore tuo Dio, che ti tengo per la destra e ti dico: non temere, io ti vengo in aiuto. Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele. Io vengo in tuo aiuto, oracolo del Signore. Tuo Redentore è il Santo di Israele. Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte. Tu trebbierai i monti e li stritolerai, e ridurrai i colli in pula, e il vento li porterà via. Il turbine li disperderà. Tu invece gioirai nel Signore, ti vanterai del Santo di Israele. I miseri e i poveri cercano acqua, ma non c'è. La loro lingua è riarsa per la sete. Io, il Signore, risponderò loro. Io, Dio di Israele, non li abbandonerò. Farò scaturire fiumi sulle brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in zona di sorgenti. Nel deserto pianterò cedri, acacie, mirti e olivi. Nella steppa porrò cipressi, olmi e abeti, perché vedano e sappiano, considerino e comprendano ad un tempo che questo ha fatto la mano del Signore, lo ha creato il Santo di Israele. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è buono e grande, è misericordioso e grande nell'amore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. Facciano conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Stillate cieli dall'alto
e le nubi facciano piovere il giusto, si apra la terra e germogli il Salvatore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: in verità io vi dico, tra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. Se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi ascolti. Parola del Signore. San Giovanni della Croce è nato ad Fontiveros, in Spagna, il 24 giugno 1542 ed è morto ad Úbeda il 14 dicembre 1591 all'età di 49 anni. I suoi scritti furono pubblicati per la prima volta nel 1618. Beatificato da Clemente X nel 1675, proclamato santo da Benedetto XIII nel 1726, dichiarato dottore della Chiesa da Pio XI nel 1926, cofondatore dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, orfano di padre già in tenera età, spostarsi di città in città con la laboriosa e attiva madre per il loro sostentamento economico, dovendo studiare e lavorare in luoghi sempre diversi. Ancora piccolo, manifestò inclinazione alla carità verso i poveri e alla preghiera contemplativa. Nel periodo del 1551-1559 ebbe una formazione culturale e artigiana. Di lui sappiamo che fu falegname, sarto, pittore, intagliatore, accolito della Chiesa, infermiere. Nel 1563 entra nell'ordine carmelitano, vivendo la rigida e autentica regola carmelitana. Nel 1567 fu ordinato sacerdote e in questo incontra Teresa d'Avila e, conquistato dalle sue idee riformatrici, ne appoggia in pieno il progetto e da lei è chiamato padre della sua anima. Ha sperimentato l'arresto, la prigione, per 8 mesi sottoposto a maltrattamenti, a torture fisiche, psicologiche e spirituali. Nell'ultimo periodo della sua vita venne abbandonato dalla maggior parte dei suoi confratelli. Dimesso dagli incarichi direttivi nell'ordine e ammalato, trascorse gli ultimi mesi di vita morendo all'età di 49 anni. Di lui si dice che fu poeta e teologo, autore di svariati trattati teologici riguardanti soprattutto la preghiera e il cammino spirituale dell'anima verso Dio e in Dio. La sua dottrina vuole che l'uomo, attraverso il passaggio nelle 3 fasi purgativa, illuminativa e unitiva, si liberi progressivamente da ogni attaccamento, da ogni senso del possesso, per essere del tutto puro e libero di unirsi alla divinità
che è luce tenebrosa e tenebra luminosa. Il suo detto era: Dio si umilia grandemente l'anima per poi innalzarla molto alto. Un pensiero sulle letture che abbiamo ascoltato. Nel Natale Cristo viene a noi nella misura della nostra fede. Chiediamo di risvegliarla nel nostro cuore. Una fede autentica si manifesta però nel servizio a Dio con la santità della vita. Il brano del profeta Isaia proclama che il credente non deve temere Dio, deve avere fiducia in Dio. E Dio lo assicura: io vengo in tuo aiuto, che Dio non abbandoni i poveri, quanti si affidano a Lui. Dio è un liberatore, Dio è provvidente. Lo riconosce chi crede davvero prima della venuta in terra del regno dei cieli col figlio di Maria, Giovanni Battista, il più grande di tutti. Dopo che il regno è apparso in Gesù, la grandezza è misurata in rapporto a Lui. Occorre il coraggio della fede, della speranza, della carità, viverle queste virtù per riconoscerlo e aderirvi. Nella fiducia e nella pace rivolgiamo al Padre dei cieli la nostra preghiera e diciamo insieme: infiamma il nostro cuore, o Signore, infiamma il nostro cuore, o Signore. Per la Chiesa, sull'esempio di San Giovanni della Croce, sia serva docile del Signore e lo testimoni con la fedeltà al Vangelo. Preghiamo. Infiamma il nostro cuore, o Signore. Per coloro che sono perseguitati a causa della fede, si sentano uniti profondamente a Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Preghiamo. Infiamma il nostro cuore, o Signore. Per coloro che vivono nell'abbondanza e nell'agiatezza, imparino a riconoscere ciò che è essenziale e importante per la loro vita. Preghiamo. Infiamma il nostro cuore, o Signore. Per i cristiani che hanno perso l'abitudine e il gusto della preghiera, riscoprano la bellezza dell'adorare il Padre in spirito e verità. Preghiamo. Infiamma il nostro Per ogni battezzato viva un vero cammino di conversione a Dio e di comunione con i fratelli. Preghiamo. Infiamma il nostro cuore, o Signore. O Padre, la tua parola diventi anche per noi, come lo è stato per San Giovanni della Croce, alimento per la vita di ogni giorno. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua vita divina sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accorgi, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, da ogni nostra colpa, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Dio, il sacrificio che ti offriamo nella memoria di San Giovanni della Croce e donaci di testimoniare nella santità della vita la passione del Signore che celebriamo nel mistero per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio, la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni sapienza. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie,
grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni della Croce e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La preghiera ci innalza verso Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatto come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati, del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. La comunione del tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa e salvezza dell'anima e del corpo. Ecco
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare. Canto 460. Fonte viva, chi ha sete beva, fratello buono, che rinfranchi il passo, nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore. Tu pane vivo, chi ha fame venga, se tu lo accogli, entrerà nel regno. Sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore. Tu segno vivo, chi ti cerca veda, una dimora troverà con gioia, dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, dice il Signore.
Preghiamo. O Dio, che in San Giovanni ci hai donato un mirabile testimone del mistero della croce, concedi che, rinvigoriti dalla comunione a questo sacrificio, aderiamo con piena fedeltà a Cristo e operiamo nella Chiesa per la salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di San Giovanni della Croce, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Con l'umiltà raccomandata dal Signore e vissuta da San Giovanni della Croce, andiamo in pace. 262. Lodate Maria.